Il PD veneziano presenta la festa democratica in programma a Mestre da venerdì. Tra i big del partito ci sarà Pierluigi Bersani, ma non il suo avversario alle primarie Matteo Renzi. Per i confronti c'è tempo, dice il segretario provinciale Mognatura. La politica alla via venerdì a Zelarino la festa del Partito Democratico che andrà avanti per 12 giorni. Tra gli ospiti il segretario Pierluigi Bersani. Non ci sarà invece quello che sarà il suo sfidante alle primarie per la candidatura a Premier, vale a dire il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Il servizio. Ma se Renzi passa troverà un posticino per un confronto, qualcosa? Certamente, anzi, gli cucinerò personalmente le costicine, visto che ha detto che nel camper non c'è la cucina, facciamo anche questo. Qualcuno già cullava il sogno che il primo confronto tra Pierluigi Bersani e Matteo Renzi si tenesse sul palco di Zelarino, dove tra il 31 agosto e l'11 settembre avrà luogo la festa del Partito Democratico veneziano. Ed invece gli organizzatori hanno allungato l'invito soltanto al segretario e forse non soltanto per una questione d'opportunità. D'altro canto Bersani è il leader indiscusso, a differenza di Renzi che ha invece un altro ruolo. È un bravo sindaco, un amministratore, uno che ha voglia di fare politica, si dà da fare e che ha le sue idee che sono sicuramente diverse dalle mie. Peccato per il confronto mancato, ma la quinta festa del PD a Zelarino offrirà altri spunti che si annunciano particolarmente interessanti. Oltre all'ex ministro della Sanità, Livia Turco, interverrà anche Walter Veltroni, che sarà intervistato da Giovanni Floris. Discussioni politiche, incontri culturali e poi tanta musica con band storiche ed emergenti. La festa è una grande festa di popolo. Il fiore all'occhiello di questa festa? I tanti volontari, uomini e donne, iscritti e non iscritti al partito, che dedicano il loro tempo a costruire questa festa.